occasioni sprecate anche da parte nostra, tennistica, no? Sotto porta, finite, però abbiamo sfruttato la pista, il risultato, anche se la pista, lo sappiamo, non aiuta. No, no, quello che abbiamo sbagliato un po' stasera forse è stato, a parte le diverse occasioni, soprattutto sul più 3, abbiamo avuto l'occasione di poter fare anche più 4 e più 5 forse che chiudeva la partita, però il discorso che appunto l'aria aperta è che ogni tanto noi nell'arco di tutto il match abbiamo queste fase down che dobbiamo cercare di eliminare, e dobbiamo cercare di trovare più costanza. Infatti i primi 10 minuti si è giocato a un bel ritmo, la palla ha girato bene, si sono fatte belle giocate ed è stato tutto più semplice. Poi già verso metà del primo tempo abbiamo avuto una leggera flessione e questo si è ripercosso anche nel secondo tempo. E questo è quello che ci limita appunto nelle partite, quello che non ci permette di chiuderle e di stare più tranquilli. Noi dobbiamo migliorare in questo, secondo me, sono degli aspetti sui quali lavorare. In vista proprio di sabato e domenica prossima che inizia il campionato, c'è da lavorare su questo più che altro.